Signore e signori, amici di Talk Corrado, un cordiale benvenuto da Corrado Parlati. Siamo in compagnia di Emiliana Cantone. Ciao a Buonasera tutti, Emiliana. ciao. Allora Emiliana, ogni storia è giusto raccontarla dall'inizio. Come si è avvicinata Emiliana Cantone al mondo della musica? Mi sono avvicinata grazie alla mia famiglia perché siamo sempre vissuti con pane e musica davvero, quindi questa passione me la ritrovo da piccola e seguivo già la mia famiglia, mio padre e a mano insomma si è concretizzata diventando un lavoro. Ricordi com'è andato il tuo primo concerto? Allora, primo concerto intendo proprio alle prime esperienze, quindi le prime serate in piazza, mi ricordo che ero emozionatissima e quindi mio padre mi invogliava sempre a dire mi raccomando coinvolgi il pubblico perché ero molto timida, però mi ricordo che sono salita sul palco e quindi io, che ero piccolissima, ho cominciato invece a coinvolgere il pubblico, a dire dai, solleva. Insomma, quando sono scesa mio padre è meravigliatissimo, mi ha fatto i complimenti, ma non mi aspettavo che eri così sveglia, perché poi paradossalmente ho cacciato tutta la mia sfacciataggine, dico questa è la mia occasione, adesso mi conviene insomma coinvolgere. Certo, e l'hai sfruttata a Sì, pieno. sì, sì, mi sono meravigliata anch'io di me stessa, devo dire. Il 2023 è un anno particolare per te, è l'anno dei tuoi 20 anni di carriera, l'anno in cui è uscito È tutto vero e Vero. anche Te voglio vivere sempre. Sì. Partiamo proprio da quest'ultima, com'è nata questa canzone? Allora, questa canzone è da un po' di mesi che l'abbiamo ed è una canzone d'amore che viene tra l'altro dallo stesso autore, quindi ho un po' di canzoni di questo autore che mi appassiona da sempre perché è uno che ha scritto i miei vecchi successi come Riestacca, tanto per ricordarne uno. Quindi mi piace il suo modo di vedere, la semplicità di vedere le cose, anche delle parole che usa, soprattutto quando si parla di un amore felice. Perché Certo. sappiamo che quando una storia magari è più contorta si romanza un po' di più quando è negativa, invece secondo me il difficile è proprio essere facile nelle dediche d'amore e quindi mi è piaciuto tantissimo, io volevo ancora aspettare e sai farla uscire magari in inverno, proprio mi sono detta no, la tengo in testa, la canto spesso. Infatti abbiamo lanciato questa anteprima, piace tantissimo, c'è tanta attesa e quindi è proprio questione di giorni che uscirà, ci sono delle belle aspettative, mi auguro che intera possa piacere ancora di più. Assolutamente sì, abbiamo avuto anche modo di ascoltarne un pezzo sui social nei Sì, giorni sì, sì, scorsi. sì. E invece passando a È tutto vero e al concerto che celebra i 20 anni di carriera di Emiliana Cantone, se dovessi scegliere due momenti particolari di queste due serate, quindi quello al Pala Partenope e quando sei stata al Maradona per la vittoria dello scudetto, quali sceglieresti? Oddio, uno per ogni evento Sì, voi? Allora, il concerto sicuramente c'era un'attesa grandissima e ero molto emozionata. Diciamo che era un po' quello che io è successo un po' quello che mi aspettavo. Quindi ti posso dire che l'entrata, sai, vedere tutto il teatro Palapartenope pieno, poi tu non sai fino in fondo, questi biglietti si sono venduti, ok, ma si sono presentati tutti, fammi capire, certo. ma davvero ci sono tutte queste persone? Perché io vedevo queste sedie vuote e dico, cioè assurdo, verranno tutti, quasi mi preoccupavo e invece sì, è stato un boom di emozioni, anche il finale, poi condividere tutti i successi con i miei fan. Del Maradona è stato proprio un mix esagerato, davvero scoppiettante e ti dico la verità che fin quando poi non mi hanno presentata e sono salita insomma sul campo io non mi sono resa conto, fin quando davvero non ho cantato e ho finito e ho avuto telefonate davvero da tutta Italia di amici, conoscenti, quindi lì mi sono accorta di quanto è stato importante partecipare, quindi ringrazio in primis Daniele Decibel ma anche Iovine e nel nostro piccolo siamo entrati nella storia anche noi musicale, Assolutamente sì. allacciata a questa passione che mi ha fatto ancora più piacere perché sono comunque una grande tifosa, quindi unire il tifo con il canto, insomma due passioni belle forti che a Napoli primeggiano, Certo, voglio dire, assolutamente. è stata una grande soddisfazione. Quale può essere secondo te il fil rouge che lega il tuo mondo musicale con quello per esempio di Valerio Iovine o anche altri esperimenti che hai fatto in passato, tipo il duetto con To, quindi sonorità molto Beh, più urban? allora, guarda, io penso che il filo conduttore sia sempre poi la passione che ti lega a questo lavoro, perché poi dopo tanti anni, per fortuna, non si perde l'entusiasmo e la passione, e almeno per me non è un vero e proprio lavoro, perché quando stai bene, quando fai una cosa
che fa stare bene te, ma anche e soprattutto il pubblico, non è mai un lavoro. Nel caso di Iovine io l'ho sempre apprezzato e credo proprio in queste fusioni di genere diverso, perché ci accomunano e invece poi ti ritrovi che c'è qualcosa di molto più in comune rispetto a quello che magari tu canti, perché Valerio per esempio è una persona, una bellissima persona, una brava persona, e poi tu fin quando non le conosci non puoi, è un po' come quando dici l'abito non fa il monaco, no? Certo. E tu ti fai un'idea di quella persona del genere che canta e poi fondamentalmente è una persona così buona che dico ma tu dovresti cantare proprio le canzoni dello Zecchino d'Oro, per dire. Però no, mi piace sperimentare delle cose, mi ricordi il pezzo con NTO, che io manco sapevo che si chiama NTO, dico chi è NTO? NTO. Un pioniere comunque di questo genere, no? Soprattutto Certo, a Napoli, che, esatto, ha aperto un po' le strade ai giovani e non solo. E quindi quando mi ha coinvolto in questo progetto, tra l'altro con il fratello di Iovine, con Massimo, sono stata molto contenta. Anzi, mi è dispiaciuto perché in quel periodo penso che Top meritava molto di più, ma è uscito quest'album fantastico, purtroppo a cavallo di questa pandemia, ma c'era un disco con delle collaborazioni grandissime da Jack La Furia, Vita Abile, Nina Zilli, e quindi stare in quel contesto anch'io è stata una cosa che veramente mi ha fatto piacere. Nel 2018, se non erro, hai lanciato un album dal titolo molto forte, Non è sempre colpa delle donne. 5 anni dopo, che riflessioni ti lascia quel disco? Allora, io lo trovo così attuale perché ovviamente io cerco di dare dei titoli molto emblematici che un po' racchiudono il significato di un intero album. E partendo dal presupposto che gli artisti maschi sono in maggioranza, no? E tendenzialmente tendono comunque a raccontare la parte maschile delle emozioni e delle sensazioni, anche se ci sono molti artisti maschi furbi perché parlano a favore delle donne, però una cosa è che la donna parla alla donna e quindi effettivamente si riconosce 100%, è una cosa che il maschio ti dà conforto quando parla alla donna, la sofferenza è sempre quel maschio che te la dà, non so se rendo l'idea. Quindi nell'album Non è sempre colpa delle donne, un po' ci posso dire, spogliamo di queste colpe che ci danno gli uomini, ma nel caso specifico della canzone noi ce li diamo anche, cioè riconosciamo che ci sono delle colpe che le donne si prendono, ma a volte sono anche delle conseguenze, ed è bello perché come è successo qualche anno prima con una canzone, qui un altro disco che si chiamava Sono Mia, è diventato un manifesto femminista, cioè un modo di imporsi nella società, nelle storie, perché io penso, anche se ci siamo emancipate tantissimo, vedo che resta il sesso debole, sinceramente, la donna, che per quanto ci siamo emancipate, forse anche troppo rispetto agli uomini, però una velatura di finzione c'è. Sì. Sempre in quel periodo hai partecipato alla Festa della Musica Italiana a Brooklyn e alla parata del Columbus Day. Che ricordi hai di quel momento? Bellissimo, bellissimo, a parte già il sogno dell'America, se fossi andata anche solo in vacanza sarei stata felicissima, ti dico la verità, però andarci, ecco, come artista credo che come persona è ancora più gratificante. Sono stata in mezzo a tantissimi italiani, quindi ho vissuto anche lo spirito di appartenenza, perché quando sei in Italia e non so, o a Napoli vinci lo scudetto, tu ti senti unita al popolo napoletano, al popolo italiano. Quando invece tu ti sposti e vai in una realtà come l'America e vedi che ci sono tanti cioè, non lo so, ti ritrovi fratello, sorella subito, con bambini, anziani, perché c'è proprio quel modo di... Lì mi volevano sentire parlare il napoletano, perché si volevano sentire proprio vicini, sì, nel caso dei napoletani, però è stato bello perché sembrava di stare in Italia, no? Tutto il Columbus Day. E poi è bello perché anche in America, nonostante sia una festa italiana, si vive come una festa tra le più importanti. Noi abbiamo fatto la Fifth Avenue piena e ovviamente non c'erano solo italiani, quindi è bello che l'Italia, anche oltreoceano, abbia una forza così importante nelle società anche di altri continenti. Tu sei l'amore vero, non prevede
l'amore è sicuramente uno dei temi delle tue canzoni, uno dei temi ricorrenti. Qual è oggi la tua visione dell'amore? Guarda, non ho la soluzione ai problemi, questo te lo voglio dire subito, perché se non avessimo problemi probabilmente o non riuscirei a cantare quello che canto, però ti posso dire che ad oggi, comunque sposata con una figlia, mi rendo conto che con i tempi che corrono vedo che ci sono pochi sacrifici, nel senso, per andare d'accordo con una persona, anche se si ama, perché mi rendo conto che molte coppie magari si lasciano non necessariamente perché c'è una terza persona o c'è un problema grande di base, ma perché arrivi al punto di dire non andiamo d'accordo, tu sei così, io sono così, arrivederci, grazie e si ricomincia. Vedo che il sacrificio è proprio cercare di trovare sempre un punto di incontro, è proprio perché le persone sono diverse tra loro. E l'amore è proprio trovare sempre quel compromesso, una volta vinco io, una volta vinci tu, una volta si fa come dico io, una volta come... Cioè, cercare di risolvere sempre le discussioni, un punto di incontro, perché altrimenti avremo un curriculum sentimentale bello lungo, Infinito quasi. che però sicuramente non ci darebbe la felicità e la serenità. Quindi il mio consiglio ad oggi è che quando trovate una persona che vi ha fatto innamorare, che già questo, credetemi, è difficile, cercate, ecco, di sacrificarvi nelle piccole cose per cercare di non perdere quella persona, perché vedo che è difficile già trovare una persona che vi faccia battere il cuore. Quindi tenetevela stretta, alimentate questo sentimento nel tempo con piccole cose e tenetevelo caro, no? Perché oggi è difficile. Non pensate che se lasciate una persona e trovate un'altra me. Questo è quello che ci dicono le nostre mamme, le nostre nonne. Si chiude una porta, la aprono per tutto. A volte quella porta diventa una finestra. Tenetevi la vostra porta e risolvete i vostri problemi a casa. Dammi un'occasione, non mi spoglio solo una mezz'ora. Maledetto amore, innamore della tua piona. Tu sei tutte cose, sei una pazza a dire queste cose. Io amo lei e tutta vita mia. Arriviamo alla fine di questa chiacchierata. C'è spesso una parola che viene utilizzata come etichetta, che è quella di neomelodico, che viene utilizzata anche per bollare il mondo delle cerimonie, delle feste di piazza, ma stravolgendone spesso anche il significato, che vorrebbe dire semplicemente nuova melodia. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo e quanto rende speciale il contatto con i tuoi fan, anche proprio la tua attività di partecipare anche a movimenti così importanti? Guarda, c'è uno spaccato che io lo dico sempre in tante interviste. Allora, noi che siamo a Napoli sappiamo bene distinguere, diciamo, questa etichetta che ci danno gli altri, perché per chi lo usa negativamente questo termine, secondo me vuole dire proprio improvvisazione, il trash, cioè quella parte improvvisata di artisti che vuole emergere, e tanto noi sappiamo che per emergere o hai una bella botta di fortuna e quindi emergi per il talento che hai, o ad oggi purtroppo molti artisti sono entrati nel meccanismo di fare successo con numeri, e i numeri paradossalmente te li portano le cazzate, le cose frivole o l'inciucio, o piuttosto se dovessi mettere una caduta dal palco sicuramente farei più numeri di una canzone che è bella o che magari in cui ha suonato un musicista importante. Ad oggi ci siamo fermati a questo e quindi da artista ti dico che anche ho difficoltà nel cercare di fare le cose buone, insomma carine, professionali, che abbiano poi il loro corso, che è un corso ormai mediocre, perché se non ti presti al consumismo comunque della gente, quindi alle musichette per fare i click, purtroppo sembra che resti indietro per numeri e per altre cose. Io da una parte mi reputo fortunata perché riesco ancora a coprire dei numeri e comunque una richiesta molto forte, però mi rendo conto che per fare le cose belle devi sudartele di più, perché è normale che non diventi virale con una cosa bella che fanno tutti e che riconoscono nei grandi artisti, ma occorrono frivolezze e cose che se decidi di fare l'artista non fai, perché io lo so cosa bisogna fare per fare numero, per fare gossip, ma scelgo di non farlo perché
voglio essere un artista, insomma una brava cantante di tutto rispetto, perché comunque in 21 anni ho rinunciato anche a tantissime cose, molte magari anche a malincuore, per cercare di arrivare dove sono adesso. E a volte il prestigio di un artista vale più dei numeri, insomma, e di altre cose che fanno un contorno importante, però in sostanza meglio fare, essere coerenti con se stessi. Assolutamente sì. Emiliana, io ti ringrazio, Grazie è stato a un te, piacere è fare un questa piacere, chiacchierata. e grazie a tutti. Signore e signori, finalmente non ci sono Decime Bellini, Emiliana Cantone, Domine, come dici sono passato più di 30 anni che mi stiamo aspettando che sia fine del mondo, inizia una danna, un giorno all'improvviso ed ora eccolo qua, avevo un sogno nel cuore e adesso è realtà, con l'azzurro e di stu cielo ci dipingo tutta quanta la città, se sto suonando tu non mi sceda, se sto volando non mi può fermare, ti voglio cantare, come? Napoli, se sto suonando tu non mi sceda, Napoli. Per tutte volte che mi perso l'occasione, adesso grida forte. Ove su che ci guarda, è partene del mamma e mi si me scugnizza, rinda terra che parla e che canta, indimenticabile, più in alto delle nuvole. Quanta strada mi ho fatta per arrivare fino a qua, e mo pensa a papà, che sta in cielo e che canta con me.